Sale slot, centri massaggi e locali privati gestiti da stranieri sono stati controllati e sanzionati in città e provincia dalla Polizia Amministrativa di Padova. Sono ben 8 le strutture colpite, 2 sale slot a gestione cinese, la prima quella di via Maroncelli a Padova, 15 giorni di sospensione della licenza per la presenza di persone pregiudicate dedite allo spaccio all'interno dell'esercizio. Il locale è stato già riaperto. Medesimo provvedimento per la sala VLT Fantasy di Piazza Dalla Chiesa a Curtarolo. Il locale era aperto al pubblico nonostante la mancata presenza del conduttore imposta per legge e veniva controllato da un cittadino cinese gestore del bar a fianco. Continuano i controlli sia nelle sale giochi, sia nei centri massaggi e tutte quelle attività connesse. Certo, il periodo di Natale ci spinge a tenere alta la guardia, a effettuare controlli più serrati anche per ciò che riguarda i fuochi pirotecnici e quant'altro. Ma le sale slot, come è un dato che emerge ogni volta che noi effettuiamo controlli. La stragrande maggioranza, potremmo dire che stiamo ormai al 90% delle sale slot, sono gestiti da cittadini cinesi. Sotto sequestro per mancanza di personale non specializzato anche 4 centri massaggi cinesi, 3 in Arcella in via Benedetti e Annibale da Bassano e 1 a Mestrino in via Nievo. Infine sono stati chiusi per 15 giorni 2 locali gestiti da nigeriani, il locale Afro Le Parisienne di via Vigonovese a Padova, dove gli agenti hanno trovato un pregiudicato arrestato poi per cumulo pene, nonché marijuana e cocaina già suddivise in dosi. Stessa sorte per il locale Royal Cruise di via Forst a Padova, dove al momento del blitz erano presenti circa 50 pregiudicati. Ma noi non è che facciamo dei controlli mirati per etnie, noi facciamo controlli su degli esercizi pubblici. Il discorso cinese emerge in quanto dai controlli effettuati vediamo che la stragrande maggioranza è di quell'etnia. Recentemente però abbiamo controllato 2 circoli privati gestiti da nigeriani e lì sono scattato un arresto, chiusure dei locali, sono state trovate modiche quantità di droga, il prosieguo delle indagini è anche affidato alla squadra mobile per eventuali ulteriori approfondimenti investigativi.